La conferma è arrivata nella serata di ieri, c'è il via libera all'ampliamento della capienza dello Stadio Uganeo per la partita di andata della finale di play-off tra Padova e Palermo, che si giocherà domenica 5 giugno alle 21. Da questa mattina sono in vendita altri 2.265 biglietti del settore Gradinata Est. I ticket disponibili online e in alcuni punti vendita della città saranno acquistabili solo da persone residenti nelle province di Padova, Vicenza e Venezia, per evitare che potessero essere accaparrati da qualche tifoso del Palermo. La Commissione Provinciale di Vigilanza ha dato il via libera alla deroga per ampliare la capienza fino a 13.748 posti. I primi 11.483 biglietti erano stati bruciati in poche ore mercoledì mattina. 3.000 saranno i tifosi palermitani in curva nord riservata agli ospiti. La squadra biancoscudata intanto, carica dell'affetto della sua città, si sta preparando. Abbiamo giocatori validi, anche le riserve sono pronte, abbiamo visto che anche chi non aveva giocato nei mesi scorsi sta cercando di dare il massimo, sono tutti quanti pronti per poter dimostrare le proprie qualità e penso che l'occasione come una finale sia la migliore per poter avere i risultati. Per la partita di ritorno che si giocherà a Palermo il prossimo 12 giugno invece ci si affida anche al Santo. Sant'Antonio per noi padovani penso sia un punto di riferimento che va oltre tutte le questioni locali ed è storicamente il punto di riferimento. Penso che un occhio ce lo stia dando.